Allora, rapidissime perché il tempo vola. Vediamo l'altra slide che così la possiamo commentare rapidamente insieme per dare un po' il profilo di tutta la ricerca che è stata condotta dallo SPCGL, che secondo me è molto interessante e poi sulla quale bisognerà lavorarci. La rilevazione si è soffermata anche sui desideri, quindi desiderata, oltre che sui Desiderata. bisogni delle donne. Risultato, il 42,2% vorrebbe saperne di più su come mantenersi in forma a livello di alimentazione e di attività fisica. Un altro 37% vorrebbe stare di più con i compagni, in compagnia di altre persone, questo è un altro aspetto importante. Il 29,5%, quindi un 30%, avere la possibilità di partecipare ad attività culturali, corsi, conferenze, cinema e altro ancora. Qui vi metti in gioco in prima persona, una volta partiamo Sì, perché tutto questo potreste anche attivarlo o farlo ecco, percepire. questi desiderata, diciamo, no, sono trasversali, non è che appartengono alla fascia 55-65, arriviamo anche oltre i 75 anni C'è d'età. bisogno di Questo qualcuno bisogno, che... no, di socialità, di stare con altri, di Sì, rimettersi così anche in discussione facendo formazione o andando ad ascoltare, così insomma riguarda un po' tutte le fasce d'età. Ed è una cosa bella perché ti dà l'idea di donne che comunque hanno vogliono voglia, crescere ancora, quindi non si sono hanno voglia fermate. di crescere, hanno voglia di capire, hanno voglia di mantenersi in forma, quindi è una buona cosa che ci obbliga, ripeto, a intensificare anche la nostra azione. Facciamo molte attività in Esatto. questa direzione, ma intensificarla e soprattutto a chiedere attenzione, ripeto, alle istituzioni, Che però alle in questi ambiti associazioni. qua, a parte la prevenzione, ben poco fanno. Quindi vi stimola molto questo, perché ad Sì, esempio attività Sì, stimola collettive... noi, stimola le associazioni a noi vicine, tipo assolutamente. l'Auser, insomma un'associazione di infatti. volontariato, perché poi è questa associazione che più no, fa attività Offrono tanti spunti culturali. sì. con l'università della Perfetto, guardiamo terza età. l'ultima slide, le Sì. ultime slide che ci sono, che così ci possono aiutare ancora a comprendere meglio, quindi tanto i bisogni quanto i desideri, e poi i profili delle donne pensionate Sì. in Veneto quali sono? Da questi dati praticamente abbiamo provato a ricavare dei profili per fasce di età, no? Quindi le conclusioni che Sì, avete le conclusioni sarebbero, no? Quindi c'è il profilo della pensionata veneta dai 55 ai 64 anni, emerge dai risultati che è una persona dinamica, che si occupa dei genitori in età avanzata ma anche dei nipoti, e però ha anche tempo per dedicare un po' di tempo al volontariato. È, secondo quello che emerge, una pensionata in gamba che sa affrontare le difficoltà in modo sereno. Ma siamo nella fascia 55-64 anni. 65-79. Dai 65 ai 69 invece è ancora molto attiva, comunque la donna pensionata svolge volontariato, e qua lo vediamo che lo fa quasi sempre, ma ha qualche problema, comincia ad avere qualche problema di salute. In particolare, perché chiediamo anche, ci sono anche domande relative allo stato di salute, insomma, in particolare soffre di osteoporosi e di obesità. Perfetto, teniamo sempre la slide che così possiamo vederla. Quindi fino alla fine. fa comunque prevenzione, quindi partecipa agli screening, si controlla regolarmente ed è curiosa e vuole sapere di più sugli stili di vita, sull'alimentazione e quant'altro, per poter affrontare meglio queste prime difficoltà I momenti fisiche. però più duri, dice, sono quelli legati ai lutti, alla malattia di persone care, mentre la solitudine la solitudine viene sofferta molto, e anche la relazione con figli e familiari. E anche comincia l'insicurezza ad uscire da sole, Quindi paura, tra i 65 e i 69 anni. Se andiamo avanti con le slide. Passiamo la parola alla collega, così vi alternate, vediamo un attimo se la slide successiva. Eccola qua, è quella dai 70 ai 75 anni. E qua ovviamente ci sono condizioni di una maggiore fragilità legata poi al passare degli anni. Anche qua abbiamo incontrato molte persone che hanno sofferto per lutti o per malattie, anche perché il lutto a questa età profila poi una vecchiaia in solitudine, insomma, quindi smuove altre cose insieme al dolore e anche la preoccupazione per quello che può essere il futuro. Ha bisogno di compagnia, questa fascia più di altre fasce d'età, e
e chiede ovviamente di mantenere attraverso incontri, occasioni culturali o altre opportunità, di mantenere anche una relazione sociale un po' più attiva. E continua a fare attività di screening, quindi Fa gli screening, bueno, quelli che sono, no, che vengono programmati, quello mammografico soprattutto, insomma, è ancora molto presente, ecco, screening oncologici. Over 75? E poi abbiamo l'over 75. Che sono un bel numero, poi abbiamo 343.604. Sì, è che qua la maggioranza sono vedove, soffrono solitudine, ha difficoltà ovviamente chi ha figli nella relazione con i figli. Momenti critici, anche queste sono legati appunto a malattie, sono legati a lutto. Qua abbiamo però va spesso dall'assistente sociale. Va spesso dall'assistente sociale perché probabilmente ha anche situazioni di bisogno. Teniamo presente che questa fascia d'età, queste donne perlomeno, sono quelle anche più povere, quelle che hanno pensioni basse e quindi hanno bisogno anche del sostegno economico da parte delle istituzioni, quindi si rivolgono ai servizi sociali non necessariamente per gli aspetti che interessavano a noi, no? Verificare. Certo, e però soffrono di depressione. Soffrono di depressione perché la solitudine, la mancanza di disponibilità economica, l'inizio delle malattie, l'età che ormai è avanzata, porta appunto a molte situazioni depressive con quello che ne consegue. Insomma, poi la depressione, come abbiamo già detto anche prima, è l'anticamera di tante malattie psicosomatiche, se non a forme anche estreme poi, no? Ecco. Dalle valutazioni che avete fatto voi comparativamente, sì. Rosanna, e anche che cosa emerge? Quale sarebbe il primo intervento da fare? Che voi riuscireste anche ad attivare? Sì, e abbiamo anche questo già emerso, ma in una prima discussione fra di noi, appunto il tratto è quello della solitudine, quindi bisogna che assolutamente soprattutto in quei luoghi geografici, penso in montagna, no? Nei paesetti sperduti dove le persone davvero, la solitudine è anche un fatto proprio di fisico, no? Di lontananza delle case fra di loro, eccetera. Però anche nelle grandi città come nei capoluoghi che il comune intervenga con azioni mirate per coinvolgere, per far emergere, insomma, quindi punti di incontro, di ritrovo, non occorre tanto. Punti di ritrovo, ma anche attenzione, monitoraggio, sorveglianza, mi viene da dire, no? Rispetto alle persone che vivono da sole, poi fisicamente. Il fatto di non sentirsi soli e abbandonati, quindi questo è fondamentale. Certo. Rapidissimo, per voi che cosa invece? No, le valutazioni sono queste, insomma, trovare per quello che ci compete, che riusciamo a fare, tutti i modi possibili per dare delle risposte, per dare appunto un senso anche di partecipazione a queste persone. Ci piacerebbe poi insomma anche approfondire alcuni di questi aspetti per farli diventare magari anche più oggettivamente statistici e avere degli strumenti anche in più nel nostro lavoro quotidiano, che è quello di contrattazione, di negoziazione, di ricerca, perché poi questo ci dovrebbe servire anche come trampolino di lancio, come trampolino nei confronti della Regione, ma anche dei comuni, per fare delle richieste precise in situazioni precise, quindi vogliamo andare avanti. Infatti non abbiamo parlato che la Regione Veneto è riuscita a finanziare 84 progetti per invecchiamento attivo, investiti 2 milioni di euro per valorizzare energie e reti di comunità. Stiamo parlando di target di anziani molto interessante, perché sono 84 progetti finanziati tra 20 e 30 mila euro ciascuno, gli under 75, quindi una terza età under 75, che dovrebbero poi aiutare gli over 75. Certo. Di questo parleremo, perché fa parte sempre di questo del sopperire ai bisogni e alle esigenze con i nostri amici dello SPCGL. Vi auguro un buon lavoro, buon proseguimento. A voi grazie di averci naturalmente seguito, eccetera. Se avete bisogno di supporti, però le sedi dello SPCGL e i patronati sono sempre presenti sul territorio per darvi un aiuto e anche, perché no, una parola di conforto, che può essere molto molto importante. Grazie e buon proseguimento.